È martedì 13 maggio, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. Fra poco andremo dunque da Emanuela per leggere insieme i quotidiani, quelli regionali per cominciare, ma diamo spazio alle notizie. Parliamo dell'Etna che è ancora inquieto, nuova eruzione dal cratere di sud-est con conseguente ricaduta di cenere lavica su Zafferana. Questo è il 13° episodio, negli ultimi mesi l'attività non impatta sull'attività dell'aeroporto Fontanarossa di Catania. Nuova fase eruttiva dell'Etna, la 13ª negli ultimi mesi, con un'intensa attività stromboliana dal cratere di sud-est a quota 2800 metri. L'attività eruttiva ha alimentato due piccole colate laviche dirette rispettivamente a sud e ad est. Il fenomeno è stato osservato dalle 19:30 di ieri dai sistemi di monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, con una nube eruttiva che si è dispersa in direzione est-sud-est con ricaduta di cenere lavica su Zafferana etnea. La presenza di una copertura nuvolosa, fanno sapere dall'INGV, ha comunque limitato l'osservazione dei dettagli dell'attività in corso. Dal punto di vista sismico, già intorno a mezzogiorno si era registrato un notevole incremento del tremore vulcanico che lasciava presagire l'imminente eruzione. Conseguentemente il bollettino di avviso per il volo, il VONA, emesso dall'INGV, è salito al livello più alto, rosso, ma la fase eruttiva dell'Etna non ha comunque ostacolato l'operatività dell'aeroporto Vincenzo Bellini. E adesso le altre notizie, tutti in una sola foto. I presunti responsabili della strage di Monreale sono stati immortalati prima che scoppiasse il parapiglia. Quell'immagine avrebbe permesso poi ai carabinieri di identificare un terzo giovane, sempre originario dello Zen. C'è una fotografia scattata poco prima della strage e postata sui social dalla fidanzata di una delle 3 vittime di quella drammatica notte fra il 26 e il 27 aprile, alla base delle indagini che hanno portato al fermo del terzo presunto autore della sparatoria costata la vita a Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli a Monreale. Una foto nella quale ci sono 7 giovani, come 7 sono i presunti responsabili della sparatoria in base alla ricostruzione dei carabinieri. Attraverso quella foto, che ritrae anche Calvaruso e Acquisto, i primi 2 arrestati, i carabinieri sono arrivati all'identificazione di Mattias Conti, 19 anni, anche lui abitante dello Zen di Palermo, come i primi 2. Conti sarebbe il secondo pistolero di quella drammatica notte. Si unisce a Salvatore Calvaruso, accusato di essere stato il primo a sparare, fermato 24 ore dopo la strage, il 27 aprile, e Samuel Acquisto, che avrebbe incitato Calvaruso e guidato la moto della fuga, fermato il 4 maggio. Conti ha raggiunto adesso i primi 2 nel carcere di Pagliarelli. Si cercano ancora invece le pistole usate per quella strage, così come all'appello mancano altri 4 giovani che avrebbero partecipato alla tragedia. Si tratterebbe dei conducenti delle altre 3 moto che scorazzavano fra i giovani durante la sparatoria e di quella usata per la fuga di Conti. Anche il fermato di oggi è accusato di strage e lesioni personali, oltre che di porto abusivo d'armi. Intanto non c'è ancora nessuna reazione pubblica alla lettera del fratello di una delle vittime della strage di Monreale, che ha scritto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per denunciare l'assenza delle istituzioni nella tragica vicenda. Ho una profonda amarezza per l'assenza di vicinanza da parte delle massime autorità dello Stato, ha scritto Marco Pirozzo, 33 anni, fratello di Massimo, rimasto ucciso quella sera. Andiamo subito da Emanuela per commentare questo nuovo fermo, ma per eventuali nuovi sviluppi in questa inchiesta. Sì, intanto vediamo sulla Gazzetta del Sud, strage di Monreale, leggiamo terzo complice, inchiodato da una foto sui social. Mattias Conti, di 19 anni, si è consegnato ai carabinieri che lo braccavano, è stato smascherato dall'immagine che è stata recuperata dalla fidanzata di una delle 3 vittime. Quella sera avrebbe sparato anche lui, riconosciuto dai testimoni, immortalato da riprese video, i suoi occhiali rotti recuperati sul luogo della carneficina. E qui vediamo appunto la foto del giovane del terzo inchiodato anche da questi filmati. Filmato il tentativo di depistare le indagini, le telecamere allo Zen hanno aiutato gli inquirenti a trovare appunto le conferme. Andiamo a vedere anche Repubblica Palermo, che titola così: preso il secondo killer, a Monreale sparava e mostrava i muscoli. Mattias Conti
19 anni, e dello Zen come gli altri 2 arrestati. Gli inquirenti con la sua arma ha aperto il fuoco sulla folle. Qui lo vediamo appunto mentre sta scappando con l'arma in mano, impugna appunto una pistola. E poi chi è che ha aiutato gli inquirenti nelle indagini? Appunto la fidanzata, dicevamo, di una delle 3 vittime. Una foto incastra chi ha seminato morte. Lo scatto su TikTok è stato ripreso dalla ragazza presente alla strage, che ha fornito elementi decisivi agli inquirenti. Era terrorizzata per la possibile vendetta di quelli dello Zen, ma ha trovato il coraggio di portare ai carabinieri la foto appunto dei 3 palermitani responsabili della strage di Monreale. Intanto vediamo appunto in questa fotografia i 3 responsabili riconoscibili appunto nella foto da sinistra. Acquisto il più alto di tutti, accanto Calvaruso che è stato il primo fermato, e poi Conti qui in fondo appunto a questa fotografia. Andiamo a vedere anche sulla Sicilia di oggi. Monreale, c'è un terzo fermato, ha fatto il segno della vittoria, incastrato dalle foto social. I testimoni: ha sparato più volte. Il racconto shock: il killer puntava la pistola contro un ragazzo che tentava di saltare per evitare i colpi. Se insomma non parlassimo di ragazzini, Angelo, sembrerebbe quasi non lo so, di parlare di killer professionisti, di serial killer quasi. E poi il film della strage, vediamo a pagina 7 della Sicilia, quindi tutti i frame. Allora, tutto si è consumato dall'1:14 all'1:31, quindi in pochissimi minuti la folle notte da Far West. E quindi vediamo all'1:28 un uomo snello con un giubbotto di colore bianco e pantalone scuro che cammina impugnando con la mano destra un oggetto che non è identificabile chiaramente. L'uomo snello, sempre con questo giubbotto, corre impugnando con la mano destra un oggetto che rivolge verso il basso. E ancora il conducente risolleva la moto. Il passeggero con il giubbotto bianco tende il braccio come a voler mirare in direzione di un ragazzo non identificato, e poi transita la moto con sempre il passeggero col giubbotto bianco, dietro un giovane vestito di scuro con le scarpe bianche per i PM, e Calvaruso che sale sulla GS. Questa era la moto, e poi i 3 vanno via. Il ragazzo col giubbotto bianco sarebbe proprio Mattia Conti. Per restare in tema di baby gang, comunque di ragazzi che si rendono responsabili di episodi di violenza, sempre sulla pagina della Sicilia vediamo questo altro caso che arriva dal catanese. A Giarre, allarme baby gang, città è in mano a questi piccoli bulli, ragazzini aggrediti, insultati e minacciati dal branco. Il parroco dice: superati i limiti, mancano i valori. Non ha tutti i torti. Adesso ancora la cronaca: orrore e morte. Nel canale di Sicilia la tragica fine di 2 bimbi durante l'ennesimo viaggio della speranza indigna Save the Children, che sollecita l'attivazione di canali sicuri e regolari per accedere in Europa. Morire di sete e di fame in mezzo al mare, quando la traversata, pagata $1.500 a testa, prometteva un futuro di vita e speranza in terre lontane da quella di origine. L'ennesima tragedia del mare ci consegna una storia di orrore che cancella ogni barlume di umanità. I corpicini dei 2 piccoli migranti di appena 2 anni, morti di stenti, si trovano adesso nella camera mortuaria del cimitero di Calapisana a Lampedusa, assieme all'altra vittima, un 30enne. Alcuni sopravvissuti sono al poliambulatorio dell'isola. Tutti sono arrivati in stato di semi-incoscienza. A bordo di un gommone di appena 8 metri sono partiti dalla Libia in 60. Sono rimasti per 3 giorni in balia delle onde e fermi in mezzo al mare perché, nonostante avessero pagato cara quella traversata, i trafficanti avevano fornito loro solo 7 taniche di carburante, quando ne sarebbero serviti almeno 25 per arrivare a Lampedusa. Senza acqua, senza cibo, con il sole a picco.
Alcuni sopravvissuti sono arrivati con gravi ustioni. Un uomo si è gettato in acqua e non è più riemerso. I 57 rimasti sul gommone sono stati salvati dalla ONG Nadir. A piangere nell'hotspot di Lampedusa ci sono i genitori di uno dei bimbi e c'è anche la mamma della seconda vittima. I 3, tuttora sotto shock, sono assistiti dalla Croce Rossa. Emanuela, torno da te. Anche questa è una tragedia che si ripete purtroppo con una certa frequenza. Sì, perché a Lampedusa è di nuovo emergenza migranti e quindi chiaramente più sono gli sbarchi, più c'è il rischio che accadano tragedie come queste, soprattutto tragedie che spezzano il cuore, perché stiamo parlando anche di vittime che hanno pochi anni, in questo caso 2 bambini di soli 2 anni. Riprendono gli sbarchi a Lampedusa, siamo sulla Sicilia, sono 191 in totale le donne e gli uomini portati a terra poco prima dell'alba di ieri, dopo che la motovedetta CP312 della Guardia Costiera ha soccorso 2 barconi, e poi nuovi trasferimenti contestualmente anche verso l'Albania. Ci sono le parole dell'UNICEF per quanto riguarda questi 2 bimbi morti insieme ad un adulto, morti di stenti, quindi veramente una morte atroce su un gommone rimasto per giorni alla deriva nel Mediterraneo centrale prima di essere soccorso. Questo incidente, gli innumerevoli che si sono verificati in precedenza, dice Regina De Dominicis, direttrice regionale per l'Europa e l'Asia centrale, sottolineano l'urgente necessità di missioni di ricerca e soccorso tempestive e coordinate. Continuiamo a chiedere ai governi di rispettare gli obblighi previsti dal diritto internazionale. Sono necessari investimenti in programmi che forniscano a bambine, bambini, adolescenti e alle famiglie il sostegno necessario per superare questi difficili viaggi, tra l'altro pagati tantissimi soldi. Adesso siamo a Catania, scippatori seriali che sono stati arrestati dalla polizia. 3 video mostrano l'audacia di questi colpi. In un caso la vittima finisce anche rovinosamente a terra. Le immagini che vi mostriamo hanno permesso poi di risalire agli autori. Passano con lo scooter, adocchiano le vittime di turno e in un batter d'occhio le scippano. Teatro delle scorribande, il centro storico di Catania. 2 giovani di 20 e 24 anni sono stati arrestati dalla polizia per più furti commessi con strappo e per lesioni personali aggravate. Nel primo video è una giovane turista a vedersi sfilare il telefonino dalle mani. È quasi incredula e smarrita. Di sicuro non immaginava che in pieno centro e in pieno giorno 2 balordi potessero agire in modo così audace. In via Renato Imbriani tocca invece ad un uomo di mezza età finire gambe all'aria in seguito allo scippo del borsello. Per la vittima escoriazioni, un trauma facciale e tanto spavento. Terzo caso, sempre ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, gli scippatori scooter prendono di mira un'altra ragazza, anche lei, derubata del cellulare. Le indagini, coordinate dalla procura, hanno permesso di identificare i 2 malviventi. Il GIP, accogliendo la richiesta del PM, ha disposto gli arresti domiciliari con l'obbligo dell'uso del braccialetto elettronico nei confronti del 24enne e la misura cautelare in carcere per il 20enne. Emanuela. Sì, di questo tema se ne occupa oggi la Sicilia nelle pagine della provincia di Catania. Gli specialisti negli scippi, 10 soltanto lo scorso agosto nel centro storico appunto di Catania. Arrestati 2 giovani per furti con strappo e lesioni personali. E qui vediamo uno degli episodi appunto che è stato contestato ai 2 malviventi, quello della turista appunto che abbiamo visto anche nel filmato all'interno del servizio. Qui vediamo i 2 turisti che sono a bordo insomma della strada e questi giovani che arrivano con lo scooter per scipparli. Adesso voltiamo decisamente pagina perché a Messina laurea honoris causa Santo Versace, un ritorno all'origine, al passato per l'imprenditore e manager che è conosciuto in tutto il mondo grazie alla moda. Sono arrivato qui in questa università che avevo 18 anni. E quindi è stato il periodo più bello della vita. Con il fratello Gianni ha portato nel mondo uno stile unico, inconfondibile, un marchio, Versace, divenuto simbolo dell'italianità. Ma Santo Versace è partito da qui, da Messina, dalla facoltà di economia e dalla laurea in quest'ateneo che adesso gli ha conferito il dottorato di ricerca honoris causa in Economics, Management and Statistics. La sua Lectio Doctoralis ha affrontato la capacità di riscoprire il lusso italiano come strumento di innovazione armonica e di inclusione. Emozionato, ha ricordato il valore delle risorse umane. Noi abbiamo sempre ragionato, anche con Gianni, che l'azienda è di chi ci lavora.
L'azionista può cambiare, ma di chi ci lavora? Noi eravamo i primi lavoratori. Dopo la sfilata, dopo 2 o 3 giorni, quando Gianni recuperava perché si faceva notte in bianco, andava a Novara a salutare le 250 sarte, a stringere la mano di ognuna di loro e dire: se c'è stato questo successo è merito vostro. Dal ruolo di presidente fondatore di Versace ha contribuito ad espandere il brand, abbigliamento, profumi, accessori, arredamento, ma sempre con l'anima italiana e del sud. Questa è l'eredità più importante, è dimostrare che si possono realizzare i sogni, si può andare oltre i propri sogni. L'eredità più importante è dire che partendo anche dalla periferia estrema puoi conquistare il mondo. E poi l'attività filantropica contro le diseguaglianze sociali con iniziative di inclusione a sostegno delle persone fragili è un messaggio lanciato ai tanti giovani Quindi presenti. ai giovani: ragazzi, provateci, credeteci e lavorate per raggiungere i vostri obiettivi, perché si può fare qualunque cosa. Emanuela, si può fare qualunque cosa. Eh sì, insomma, un simbolo dell'italianità nel mondo. Dalla Calabria veramente hanno conquistato l'Olimpo della grande moda, i fratelli Versace, Santo Versace. Vediamo sulla Sicilia, laurea honoris causa e lectio magistralis, appunto, che parla agli studenti dell'Ateneo di Messina e dice: per costruire una grande azienda ci vuole visione. Loro sono stati veramente dei visionari in un mondo particolare, quello della moda, anche molto difficile. Sono riusciti ad imporsi a livello internazionale. Adesso voltiamo pagina, siamo allo sport, perché quella di oggi è la giornata conclusiva del torneo di Serie B, un impegno casalingo per il Palermo che punta a migliorare la classifica in ottica soprattutto play-off. Brunori insegue anche un suo record personale. Giocare il primo turno play-off in casa è questo l'obiettivo del Palermo alla vigilia dell'ultima giornata di campionato. Rosanero e Albarbera affronteranno la Carrarese. Occorre una vittoria alla squadra di Dionisi e poi orecchio alla radiolina, con la speranza che Catanzaro e Juve Stabia facciano dei passi falsi. Con il quinto, sesto posto il Palermo disporrà di 2 risultati utili su 3, giocando in casa, mentre occupando la settima posizione, attualmente quella in corso, o l'8ª, avrà a disposizione un solo risultato favorevole e giocherà fuori casa. Noi possiamo attraverso il nostro risultato consolidare, come ho già detto, la posizione, migliorarla o consolidarla o migliorarla, quindi una parte del risultato finale dipenderà da noi. Gestire le forze sicuramente, perché poi sappiamo che sicuramente giocheremo una partita ravvicinata, che questa è già ravvicinata a quella precedente, ne giocheremo un'altra ravvicinata e al tempo stesso vorrei vedere giocatori che vogliono vincere, che magari non sono stati protagonisti nell'ultima partita o in quella precedente, perché abbiamo bisogno veramente di tutti. Dionisi dovrebbe confermare in gran parte la formazione che ha battuto il Frosinone evitando stravolgimenti. Blen squalificato, al suo posto Ranocchia. Ceccaroni in fase di recupero sarà convocato, mentre Magnani, miglioramento, verrà probabilmente risparmiato in vista degli spareggi promozione. In avanti Poyampalo potrebbe beneficiare di un turno di riposo. Al suo posto è pronto Leduaron. E allora cerchiamo di inquadrare anche un po' la situazione del calcio in particolare. Siamo alle battute finali, si gioca l'ultima di campionato per la Serie B, poi ci saranno i playoff, il Catania domani torna in campo per il ritorno del primo turno nazionale di playoff. Qual è la situazione intanto da Palermo? Partiamo da Palermo. Sì, diciamo che in questa pagina di Repubblica Palermo c'è una sintesi di quello che appunto hai detto tu. Intanto il Palermo, speranza quinto posto, andiamo oltre la contestazione, queste le parole appunto di Dionisi, questa sera contro la Carrarese, ultimi 90 minuti prima dei playoff. Dionisi potrebbe lasciare in panchina Poyampalo e dare spazio a Leduaron. I rosanero sono a caccia della migliore posizione in classifica in vista appunto degli spareggi che valgono una promozione importantissima nella massima serie. Allora questa potrebbe essere la formazione di questa sera, Angelo, quindi con il 3-4-2-1 e Leduaron appunto vediamo al posto di Poyampalo. Subito poco più sotto vediamo sempre nella stessa pagina invece la Serie C, perché al Catania serve l'impresa al Pescara. Tra l'altro leggiamo qui allo Stadio Adriatico, domani calcio d'inizio alle ore 20, diretta televisiva in chiaro su Telecolor. Cominciamo alle 19, in realtà
noi la nostra produzione, una diretta lunghissima, partiamo alle 19 e finiamo con un lungo post partita, ma ci sarà anche un lunghissimo pre-gara, 1 ora e 60 minuti prima del calcio di inizio, per raccontare qual è l'emozione, qual è la sensazione che si avverte a Protocampo. Sentiremo le parole proprio anche del tecnico toscano nell'immediata pre-gara. Certo, servono 2 gol di scarto, 2 gol in più rispetto al Pescara per portare a casa la qualificazione al prossimo turno. Vabbè, ma con il Catania noi siamo abituati a tutto, quindi nulla è scontato. E allora andiamo a vedere appunto sulla Sicilia. Catania, impresa difficile, ma appunto non tutto è perduto. Pescara, capolinea o rivalsa? La squadra si è abbassata troppo nella finale, ovviamente nella partita di andata, adesso deve ritrovare forze e velocità per sorprendere gli avversari. Ti E poi devo dire anche che oggi pomeriggio, magari lo vedremo forse nella prossima pagina, ecco, dicevo proprio questo, che oggi ci sarà una seduta d'allenamento che consentirà ai tifosi di poter salutare e incoraggiare la squadra prima della partenza, che verrà domani mattina con un volo charter alle 11. La squadra si trasferisce proprio a Pescara e leggo proprio che oggi c'è la seduta a porta aperta a partire dalle 16. Esatto, il tecnico toscano ha perso Ierardi intanto per quanto riguarda la squadra e Sturaro per la squalifica. Lunetta in bilico tra rinuncia e convocazione, decisione rinviata all'ultimo istante, ma intanto, come dicevi tu, oggi i tifosi potranno salutare i rossazzurri che appunto si alleneranno a porte aperte. Aggiungiamo qualcosa sul Messina, perché il Messina gioca il suo play-out sabato pomeriggio e giocherà sul campo del Foggia, però in casa Messina in questo momento preoccupano anche altre vicende, le vicende di campo certamente, ma le vicende giudiziarie che potrebbero portare anche ad altre situazioni. Quindi diciamo che la situazione societaria in questo momento è quella che mette in apprensione, perché prima bisognerà, speriamo possa essere salvato il titolo sportivo sul campo, poi invece bisognerà capire che cosa succede rispetto all'inchiesta che è stata avviata dalla Procura di Messina, ma e capire anche quali saranno poi le decisioni da parte della giustizia sportiva, perché il Messina è in ritardo con i pagamenti, ha saltato dei pagamenti, arriveranno certamente anche delle sanzioni. Staremo a vedere quello che succede. Se andiamo sulla prima pagina della Gazzetta del Sud, vediamo appunto queste vicende che riguardano la società, l'operazione economica che è naufragata, inchiesta sulla cessione della CR Messina, Guardia di Finanza e Digos sequestrano atti, le indagini coordinate dalla Procura per cercare di fare chiarezza sugli aspetti controversi della vicenda. Questo per quanto riguarda il calcio. Vediamo ancora velocemente le prime pagine, Angelo. Allora sì. Siamo sulla Gazzetta del Sud, intanto nel taglio centrale la foto dedicata ai 3 ragazzi responsabili della strage di Monreale, ma poi vediamo anche il traffico di droga a Barcellona. Un nuovo pentito svela in retroscena. Salvatore Iannello, di 43 anni, ha deciso di collaborare con i magistrati della DDA. Si parla anche della notizia dei bronzi di Riace. Ricorderai che qualche giorno fa la Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta perché i bronzi di Riace sarebbero in realtà siracusani, sarebbero stati ritrovati a Brucoli. Ecco, bronzo di Riace sulla spiaggia di Brucoli, c'era una foto appunto che ritraeva una di queste opere. Una bufala, si allarga il dibattito sull'origine siciliana appunto dei ma lo dicono gli archeologi che è una bufala, attenzione. Sì, dei 2 guerrieri. Poi vediamo anche il giornale di Sicilia. Intanto nel comando di morte scatta il 3° arresto per quanto riguarda Monreale, e poi la formazione. Sulla formazione tutti contro tutti, in campo Schifani. Il presidente boccia il click day, si cerca come fare partire i corsi, i sindacati sono in allarme. E poi vediamo Messina Denaro e l'amante, documentati gli incontri, informativa dello SCO, il boss Floriana Calcagno, l'ultima amante che appunto è venuta fuori da queste indagini, si sono visti 35 volte in poco più di 2 mesi. Andiamo a vedere anche la prima pagina della Sicilia.
E allora anche qui naturalmente Monreale in prima pagina, fermato il terzo giovane, nelle carte il film della sparatoria. Vediamo altre notizie siciliane, perché tra poco ci occuperemo invece della stampa nazionale. Pelligra, nuovi assetti dentro Nicolosi e CAEC con il 90% delle quote, progetto immutato per quanto riguarda Termini Imerese. E poi anche qui vediamo in prima pagina la lezione di Versace agli universitari con questa laurea ad honorem che è stata appunto consegnata al famoso stilista. Vediamo anche la prima pagina della provincia di Catania. La spiaggia libera numero 1 a Catania trasloca, aprirà la prima settimana di giugno 100 metri più avanti tra i lidi azzurre e Arcobaleno. L'assessore, così di affitto risparmieremo 34.000 euro con i quali nel 2026 attrezzeremo altre porzioni di arenile. E poi sempre a Catania ritorna Vanina, la fiction di Mediaset girata appunto nelle vie del centro storico di Catania. Si gira Vanina, interventi sul transito veicolare, passaggi a singhiozzo e percorsi alternativi giovedì e venerdì in zona San Giuseppe l'Arena. Quindi qualche modifica al traffico per consentire le riprese di questa fiction. Vediamo la prima pagina di Repubblica Palermo. La galla punta su turismo e digitale, Palermo batterà le emergenze. Forum con il sindaco alla vigilia di Repubblica, insieme viviamo un momento di crescita, sicurezza, ho chiesto più agenti, acqua razionata anche d'estate, Tari, rincari obbligati. Queste le parole appunto del sindaco di Palermo. E poi vediamo turisti americani sui treni del lusso, carrozze sold out. Io penso che ci possiamo fermare qui. Bene, grazie. Fra poco faremo anche la rassegna stampa nazionale con i quotidiani nazionali. Adesso siamo leggermente in ritardo, siamo andati un po' lunghi, ci colleghiamo però con la Polstrada, il compartimento della Sicilia orientale. Siamo a Siracusa e siamo in strada, fra le altre cose, con il commissario capo, il dottore Francesco Giuffrida. Buongiorno a lei. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. La mattinata per fortuna non ci consegna particolari criticità. Registriamo le conosciute già problematiche, ovvero sia la formazione di file dovuta all'intenso traffico e alla presenza di cantieri sulla A18 tra lo svincolo di Acireale e la barriera di San Gregorio, sulla A18 DIR da San Gregorio verso Catania Centro, così come anche sulla A18 da Siracusa a Gela nel tratto tra Cassibile ed Avola. Per quanto riguarda proprio quest'ultimo anche tratto, segnaliamo che dal giorno 12 al giorno 18, dalle 22 alle 06, il tratto viene chiuso per lavori. Per quanto riguarda le altre strade, diciamo che la 19 e la Catania-Palermo registriamo che la chiusura dello svincolo di immissione di Caltanissette in direzione Catania, così come anche registriamo sempre file dovute all'intenso traffico sulla SS 121 da Piano Tavola e Mister Bianco. Segnaliamo a chi ci ascolta che la presenza dei cantieri è dovuta appunto al rifacimento della sede stradale per migliorarne la sicurezza. Quindi chiediamo a tutti gli utenti di prestare la massima attenzione durante la guida, di non distrarsi sia per la propria incolumità ma soprattutto per l'incolumità anche dei lavoratori dei vari cantieri. Ricordatevi che la distrazione rappresenta la prima causa di incidente stradale e quindi stiamo attenti quando si guida. Pensiamo solo alla guida. Ci sono gli strumenti per poter anche rispondere al telefono o per fare altri tipi di attività. Dal compartimento Polizia Stradale di Catania è tutto. Vi ringraziamo e buona strada. Grazie al commissario capo, al dottore Francesco Giuffrida, oggi da Siracusa collegato per noi, la Polstrada, compartimento Sicilia orientale. Ci ritroviamo domani mattina, buon lavoro. Adesso andiamo a dare uno sguardo a quella che è la situazione viabilità in diretta. Siamo in via Vincenzo Giuffrida, quindi Catania Centro, diciamo asse importante per la comunicazione in ingresso ma anche in uscita dalla città. Possiamo osservare come la
la viabilità stamattina sia piuttosto sostenuta, ma non ci sono al momento delle criticità in entrambe le direzioni, in discesa per l'appunto in ingresso in città verso il centro, in uscita verso Viale Mediterraneo, ma anche in direzione circonvallazione. Allora ci fermiamo qui almeno per le notizie sulla viabilità, fra poco torneremo di nuovo insieme per la rassegna stampa nazionale. Torniamo insieme a Buongiorno Sicilia, il momento della rassegna stampa nazionale con Emanuela Corsi. Tante le notizie di oggi sulle prime pagine dei quotidiani, Angelo, ma ancora una volta gli occhi sono puntati sul conflitto tra Russia e Ucraina. Andiamo a vedere intanto la prima pagina di Repubblica con l'apertura, tregua, mossa di Trump. Il presidente giovedì: Putin deve essere al vertice di Istanbul. Anche io valuto di andare. Mosca respinge l'ultimatum. Zelensky: la guerra può finire, e invita Leone XIV a Kiev. Giovedì ci sarà un incontro a Istanbul e Zelensky ha lanciato un invito proprio a Putin dicendo se vieni, insomma, parliamo di questa situazione. Un incontro faccia a faccia tra i due leader, che subito è stato accolto con gioia da Donald Trump, che vorrebbe appunto partecipare. E poi andiamo a vedere appunto il Corriere della Sera. Tregua, Trump convoca Putin, le trattative sulla guerra in Ucraina, il viaggio intanto del leader statunitense in Arabia Saudita tra contratti e Medio Oriente, leader appunto che fa delle pressioni sullo zar: vada a Istanbul, potrei esserci, e Zelensky telefona a Leone XIV. Intanto è stato rilasciato un americano che era tra gli ostaggi nelle mani di Hamas, rilasciato dopo 584 giorni. Lo vediamo in questa foto, Edan Alexander, l'ostaggio americano che ringrazia il presidente Donald Trump dopo la liberazione. Vediamo appunto in questo cartello: Thank you President Trump. E poi vediamo anche le altre notizie. Intanto il Papa che incontra ieri i media internazionali e dice: disarmiamo le parole, i giornalisti siano liberati, bisogno di verità e rischio ideologie. E ancora le minacce alla cantante israeliana contestata all'Eurovision, la cantante Yuval. Lei era scampata all'attacco del 7 ottobre, appunto quando Hamas ha attaccato i kibbutz israeliani. E poi veniamo in Italia per due notizie di cronaca. Intanto si torna a parlare di questo detenuto killer che ha ucciso una collega. Tra l'altro lui era accusato, era stato arrestato per un femminicidio. Il permesso che diventa un caso, il Ministero chiede di fare luce. E poi oggi c'è un'intervista a Chiara Tramontano, la sorella di Giulia Tramontano. Il mio senso di colpa per Giulia. Vediamo all'interno alcune notizie. Intanto Donald Trump che vola in Arabia Saudita, sul tavolo contratti e Medio Oriente. Donald Trump che comunque fa questo viaggio anche per, diciamo, finalità personali, quindi per il suo business. Potrebbe incontrare il nuovo leader siriano, l'ipotesi di una Trump Tower appunto a Damasco, quindi l'impero Trump potrebbe potrebbe finire anche in Medio Oriente. Intanto il Qatar gli regala l'Air Force One al presidente appunto degli Stati Uniti, potrà usarlo anche dopo la Casa Bianca. Questo è stato un regalo da parte del Qatar, il nuovo Boeing 747. Trump tutto in regola, piena trasparenza per questo regalo appunto nei confronti del presidente. E poi dicevamo l'omaggio di Hamas per Trump, scrive così oggi il Corriere. È già libero l'ostaggio americano Edan Alexander, è stato consegnato ieri alla Croce Rossa. Netanyahu intanto dice: la guerra
continua. Chi è questo ragazzo che appunto da più di 500 giorni era nelle mani dei terroristi? L'infanzia nel New Jersey e la scelta di tornare da volontario in Israele. Il padre è un idealista, intanto Donald chiede appunto di vederlo in Qatar in occasione di questo viaggio. Poi c'è un'altra notizia che riguarda i dazi, perché qualcosa sta cambiando soprattutto sul fronte Stati Uniti e Cina. Primo accordo, tregua di 90 giorni sui dazi e arriva un nuovo affondo nei confronti invece dell'Unione Europea, perché Trump cosa dice? È più cattiva di Pechino. Intesa a Ginevra, sì, diciamo un rapporto un po' di amore e odio nei confronti dell'Europa, perché ogni tanto la spara, poi corregge, poi di nuovo ritorna sulle sue posizioni. Washington riduce le tariffe del 30%, i negoziati proseguono. E cosa potrebbe cambiare appunto con questi accordi con la Cina? Dagli iPhone alle auto, cosa succederà ai prezzi? La ripartenza delle navi intanto verso i porti degli Stati Uniti, l'impatto alle dogane. Quali sono i 5 principali prodotti che vengono importati dagli Stati Uniti proprio dalla Cina? Intanto gli smartphone, poi i computer portatili, le batterie al litio, i giocattoli e le console dei video game. Diciamo che la Cina è stato uno dei primi paesi colpiti duramente da questa politica commerciale di Trump, ma adesso, come dicevamo, qualcosa sta cambiando. Parliamo di cronaca, sempre all'interno del Corriere. Questa storia che ha dei contorni veramente agghiaccianti. Un killer in permesso, lui aveva commesso un femminicidio, adesso indaga il Ministero. Il sindaco Sala di Milano dice difficile spiegarlo alla gente. De Maria, ecco, Emanuele De Maria, questo è il nome di questo detenuto, era andato in Duomo a comprare il biglietto 24 ore prima di salire e suicidarsi. Spieghiamo che cosa è accaduto. Lui era in permesso, lavorava in un albergo, aveva conosciuto questa donna che ora vedremo meglio nell'altra pagina, Camila, era una sua collega, e l'ha uccisa. Dopodiché è salito sul Duomo di Milano, che tra l'altro è uno dei siti più controllati, diciamo, in Italia, anche perché è un sito sensibile, e lui è riuscito a salire sul Duomo di Milano e si è lanciato nel vuoto, suicidandosi. È per questo che adesso c'è un'indagine anche del Ministero per capire un attimo come funziona la sicurezza in questi siti. La mia Camila uccisa davanti a casa perché era libero. Queste sono le parole del marito di questa donna che avrebbe avuto una relazione proprio con il suo assassino. Non sospettavo potesse avere appunto una relazione. La vediamo in questa foto, uccisa dal collega detenuto in permesso di lavoro. E qui vediamo la foto del killer che sta per lanciarsi dal Duomo alle 13:42 di domenica mattina. E poi, scusami Angelo, restiamo su questa pagina perché ho visto anche questa notizia che è interessante. Caso shock, ma i numeri premiano le misure alternative, perché adesso il tema è questo. Facciamo tante campagne contro i femminicidi, contro le violenze sulle donne, invitiamo soprattutto le vittime a denunciare e via dicendo, ma poi in realtà queste pene nei confronti di questi assassini, di questi uomini violenti, sono commisurate appunto oppure no? Questo è un caso appunto limite di un uomo che era già libero anche di agire e di riuccidere in questo caso. E poi un'altra vicenda di cronaca, cioè questo primario che è finito sotto accusa per delle violenze, degli abusi, le chat dei colleghi del primario, abusi noti ma abbiamo taciuto. A Piacenza nei messaggi il sistema Micheletti, ferie negate a chi si ribellava. Questi erano anche i suoi metodi. Lo vediamo, Emanuele Micheletti, ex primario di radiologia a Piacenza, che è stato arrestato il 7 maggio per violenza sessuale e atti persecutori ai danni di dottoresse e infermiere.
Andiamo a vedere invece la notizia che riguarda il Papa. Ieri ha incontrato i media, disarmare le parole, poi autografi e la battuta sul tennis. Tra l'altro lui non ha negato di essere un amante del tennis. L'incontro in Vaticano dice giocare non con Sinner, ovviamente il campione. Bello che ami questo sport, questa è appunto stata la risposta di Sinner. Un'ultima prima pagina oppure qualche approfondimento? Vediamo velocemente qualche titolo. La verità, appunto, il Papa disarma i giornalisti con l'elmetto, Leone XIV incontra i cronisti e li invita a cambiare la comunicazione per favorire il cessate il fuoco, esattamente il contrario di quanto gran parte della stampa ha fatto finora, accusando il putinismo chiunque mettesse in dubbio la sconfitta della Russia. E poi vediamo anche l'Osservatore Romano, mi rivolgo ai grandi del mondo, mai più con la guerra. E sempre per quanto riguarda il Papa, su Avvenire, qui comincia la pace. Ultima prima pagina, vediamo ovviamente il Papa che sfida i giornali, disarmare le parole. E poi invece per quanto riguarda i 2 bambini morti di stenti, 2 migranti, i delitti di Stato, uccidere e ingabbiare bambini molto piccoli. Questa è appunto l'Unità. Grazie Emanuela, con te ci ritroviamo più avanti. Intanto sono le previsioni meteo, una breve pausa e poi il primo degli ospiti della nostra mattinata. Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Ci attende un martedì a tratti un po' variabile sulle regioni settentrionali, con qualche acquazzone e qualche piovasco, e poi nel pomeriggio dei temporali si formeranno lungo la dorsale appenninica. Ma per quanto riguarda la Sicilia, martedì tutto sommato all'insegna del bel tempo, con ampie zone di sereno, sì qualche nuvoletta si fa vedere specie nelle zone interne e nel messinese, ma senza particolari conseguenze. Anche come temperature si sta bene, punte massime localmente anche oltre i 25 gradi. Giornata di mercoledì in Sicilia ancora l'insegna del tempo bello, con cielo sereno poco nuvoloso, anche la ventilazione non risulterà particolarmente sostenuta, quindi in mari poco mossi, localmente mosso il canale di Sicilia. Temperature anche per la giornata di mercoledì molto piacevoli, sempre con punte intorno ai 25 gradi o anche qualcosina in più. Ma per i dettagli sulle vostre zone, aggiornate o scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. Eccoci, siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Come anticipato il primo ospite, anzi la prima ospite della nostra mattinata. In collegamento con noi c'è Maria Cristina Busi Ferruzzi, presidente di Confindustria Catania. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Intanto grazie per essere con noi stamattina. Torniamo a parlare di sugar tax. Confindustria ha preso una posizione chiara su questa nuova tassa che dovrebbe entrare in vigore il 1° luglio. Intanto sarebbe meglio chiamarla bevanda tax, perché in maniera del tutto incostituzionale va a colpire solo il settore delle bevande. Un settore che in Italia rappresenta un mercato di 5 miliardi di euro, 100 stabilimenti, 100.000 addetti, e questo direi che è l'argomento forse più importante da mettere a fuoco. E siccome la Sicilia rappresenta il 10% di questo mercato, vuol dire 10 milioni di addetti a rischio. Quando lei parla di 10 milioni, le chiedo scusa, quando lei parla di 10 milioni di addetti proprio al settore in Sicilia, che cosa vuol dire in termini proprio di occupazioni, i rischi in termini di occupazione? Perché questa tassa che viene introdotta per in qualche modo favorire, aiutare, agevolare l'erario, dall'altra parte mette in crisi le aziende. Non solo mette in crisi le aziende, ma anche tutto l'indotto. E soprattutto per noi siciliani va a colpire uno dei nostri settori più importanti, che è tutto il settore degli agrumi. Perché il giorno che ci sarà un bel calo nelle aranciate e nelle limonate, noi saremo i primi a subirne i danni.
In più porta dei vantaggi alla concorrenza straniera, tutta quella magari fuori controllo, dalla Bulgaria, dalla Turchia, da tutti i paesi vicini a noi che non sono Europa e che probabilmente non hanno la qualità che diamo noi ai nostri consumatori, che entreranno tranquillamente con un prezzo super competitivo. Allora, Tre danni in uno. I rischi riguardano anche il fatto che diciamo, la qualità anche dei prodotti che arriveranno sulle nostre tavole non sarà più, diciamo, quella che viene assicurata oggi. Possiamo anche dire questo, evidenziare questo aspetto? Certo, noi siamo ben consapevoli che il consumatore è molto sensibile al prezzo, perciò quando si troveranno nella grande distribuzione, nell'Horeca, dei prodotti che costano la metà dei nostri, perché con la tassa i nostri andranno a delle cifre quasi come vino, beh, è ovvio che il consumatore si orienterà su dei prezzi molto più bassi, che non garantiscono la qualità. Tornando ai numeri, questa nuova tassa in qualche modo potrebbe creare dei problemi anche alle esportazioni, perché verrebbero colpite anche le esportazioni. Beh, le esportazioni vengono colpite in maniera generale, non parliamo poi negli Stati Uniti d'America con i dazi. Non venderemo mai più una bottiglietta. Lei conosce bene la materia anche perché oltre ad essere vicepresidente di Assobibe è alla guida della SIBEG, la sua azienda, ma è anche alla guida della Camera di Commercio Italiana in Albania, dove ha lo stabilimento. In questi paesi ci sono, diciamo, c'è una fiscalità agevolata, una burocrazia più snella e c'è anche della manodopera qualificata. Tutto questo che cosa fa? Inficia gli investimenti importanti che le piccole e medie aziende, industrie sono riuscite a fare negli ultimi anni. Guardi, noi vediamo sempre di più un grande interesse per l'Albania, perché indubbiamente un paese elastico, avanti, burocrazia al minimo, fisco sugli utili 15%, lei capisce che fa gola. Certo, certamente. E gli investimenti italiani stanno arrivando. E non solo italiani, abbiamo tutta l'Europa. Senta, allora noi fino ad ora abbiamo parlato, stiamo dicendo quali sono i rischi, a cosa si va incontro, perché si potrebbero perdere posti di lavoro, meno investimenti per i prossimi anni. Insomma, non fanno bene questi dati all'industria del Mezzogiorno, siciliana in particolare. Ma allora cosa serve? Si può evitare che questa tassa entri, diciamo, in vigore e soprattutto quale deve essere la visione da questo punto di vista delle politiche industriali? Ma intanto la tassa dovrebbe essere annullata perché sono 10 anni che abbiamo questa spada di Damocle sulla testa che non aiuta certamente gli investimenti. E poi effettivamente abbiamo visto che con la decontribuzione per il sud, insomma, l'occupazione ha avuto dei grandi vantaggi e soprattutto nel sud e in Sicilia, ne abbiamo la prova, abbiamo dei bellissimi numeri, per cui queste sarebbero le cose da prendere in considerazione. E oltretutto andare ad annullare tutti quei balzelli e tutte quelle tassettine che ci obbliga Bruxelles a pagare in maniera assurda, che non si sa dove vadano e per quale motivo. Presidente,
Ci sono delle interlocuzioni con le istituzioni a proposito di per fare un nuovo intervento, un nuovo rinvio, bloccare la tassa? Esistono dei colloqui da parte vostra, come chiaramente Confindustria, con il governo? Esistono, però ci troviamo davanti a una certa difficoltà a eliminare una cifra che è stata messa a bilancio solo unicamente per fare cassa dal governo passato, ed effettivamente diventa difficile andare a mettersi una crocettina sopra. Io capisco queste difficoltà, però bisognerebbe avere il coraggio di capire soprattutto la negatività e i danni che ne deriveranno. Allora, quali sono le prospettive? Perché ormai luglio è dietro l'angolo, siamo di fatto a metà maggio. Noi ci battiamo, non ci rassegniamo, ci batteremo fino alla morte pur di eliminare questa assurda e anticostituzionale tassa. Allora, chiaramente auguriamo a lei, a Confindustria, chiaramente di raggiungere l'obiettivo, che è un obiettivo non soltanto per le aziende, ma un obiettivo anche per intanto i lavoratori e anche per i consumatori. Quindi diciamo ci sono diversi aspetti sul tavolo in questa vicenda. Lei ha detto due bellissime parole: lavoratori e consumatori. Bisogna mettere loro soprattutto in primo piano. Bene, allora grazie, in bocca al lupo, magari ci ritroviamo più avanti e cerchiamo di capire come finisce questa storia. Il 2 luglio. Ci rivediamo il 2 luglio allora, grazie, è una promessa. Grazie, buongiorno. Grazie, una buona giornata. Adesso noi ci fermiamo, torniamo fra poco, cambiamo tema, cambiamo argomento, però in qualche modo saremo legati alla sostenibilità con i prossimi ospiti. Restate con Buongiorno Sicilia. Eccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia e do il bentrovati e il bentornato intanto ad Alessia Marzo, buongiorno, che è una ricercatrice del Dipartimento Agricoltura, Alimentazione e Ambiente di Catania, e al direttore di questo Dipartimento, il professore Mario D'Amico. Buongiorno, grazie per essere con noi questa mattina. Ho detto prima, lasciando il Presidente di Confindustria, che in qualche modo ci sarebbe stato un filo conduttore nella sostenibilità rispetto a di quanto abbiamo parlato con il Presidente di Confindustria. Parliamo di terra, cibo e salute. E domani nel cortile del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente di Catania, in via Santa Sofia, al numero 100, si apre una sorta di luogo di incontro. Perfetto. Che è una sorta di agorà, possiamo dire un'agorà, esatto, una piazza dove ci si incontra. Ma per parlare di cosa? Che cosa vogliamo dire a chi sarà con voi nella giornata di domani? Perché saranno appena 4 ore, cioè poche ore, però da sfruttare in maniera intensa, per quello che vedo, perché c'è un programma davvero impressionante. Sì, grazie. Effettivamente quest'anno è la seconda edizione di questo evento, appunto Terra, Cibo e Salute, che abbiamo avuto il piacere di organizzare già lo scorso anno, sempre al Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, come ha detto lei, in questa piazza, in questa agorà, perché l'idea è stata quella di mettere insieme tutti gli attori che sono i protagonisti per ottenere uno sviluppo sostenibile. E quindi a questi attori, che sono i ricercatori del nostro Dipartimento, le aziende con le quali collaboriamo, con le quali sviluppiamo attività e mettiamo in pratica le nostre attività di ricerca, e poi associazioni e enti di professionisti che chiaramente ci supportano e con le quali anche con questi abbiamo il piacere di collaborare e di promuovere le nostre attività di ricerca. Direttore, domani ci saranno dunque anche degli spazi chiamati talk, spazi di intrattenimento, magari se uno ha una curiosità
si può anche avvicinare per chiedere agli stand. Poi in questi spazi si discuterà, si dibatterà. Assolutamente sì, l'organizzazione che ha curato Alessia Marzo con il professor Paolo Guernaccia, il nostro Green Lab, che è una struttura, appunto un nostro laboratorio verde che vuole avvicinare ancora di più le attività tecnico-pratiche al territorio e quindi alle attività di terza missione che l'Università degli Studi di Catania svolge. Mira appunto a strutturare un'attività che passi attraverso una serie di incontri, chiamiamoli così, in pillole, spot da parte di ricercatori. Ecco, qua stiamo vedendo alcuni adesso lo vediamo. Di coloro che sono coinvolti. Quindi questo è il team, è la squadra. E che parleranno, esatto, e quindi racconteranno alcune esperienze tecnico-scientifiche proprio in quella giornata. A fianco a quella invece poi ci potranno essere dei momenti nei quali singole curiosità, singoli momenti anche di approfondimento possono essere sviluppati e quindi possono diventare degli strumenti per riuscire a comunicare ancora di più questo concetto appunto di sostenibilità, che è una cosa che viene da lontano, viene da molto lontano, ma che noi oggi stiamo sentendo più nostra. Ma probabilmente i nostri nonni, forse i papà dei nostri nonni, la vivevano direttamente la sostenibilità e la facevano la sostenibilità. Diciamo così, però lei deve pensare questo, che il primo parco che viene, il parco nazionale, che viene realizzato negli Stati Uniti d'America alla fine dell'Ottocento, proprio in quel parco di Yellowstone, no? Che tutti un po' conosciamo, sì, che tutti vediamo. In quel momento, in quel territorio, già si aveva la sensibilità verso la conservazione. È chiaro che il concetto di sostenibilità, così come oggi noi lo vediamo, è un concetto molto diverso, però pensiamo che la sostenibilità, appunto come diceva lei, si faceva e non si comunicava. A partire poi invece prima dagli anni 70, insomma, già si cominciò larvatamente, ma negli anni 90 l'Unione Europea cominciò veramente a voler comunicare la rilevanza di questa sostenibilità e oggi ci rendiamo conto che francamente è indispensabile affinché le generazioni future possano trovare un capitale naturale che sia nelle condizioni, chiamiamole così, più integre possibile, possa essere trasferito appunto a coloro che ci saranno domani. Dottoressa Marzo, in questi stand ci saranno anche delle tradizioni, si rivedranno dei prodotti che appartengono alla nostra tradizione, le conserve, il miele, il vino, l'olio, insomma prodotti che sono della nostra cultura agroalimentare, diciamo così. Sì, e anche dei prodotti innovativi. Ci saranno aziende che esporranno per esempio della birra ottenuta dalla fermentazione del pane o delle farine ottenute dagli insetti, perché quello che vogliamo fare, le aziende che esporranno saranno aziende che hanno chiaramente la sostenibilità nel loro processo produttivo, ma che hanno chiaramente delle innovazioni, alcune delle quali portate dalle nostre attività di ricerca, con le quali, come le dicevo, abbiamo il piacere di collaborare e di testare insieme a queste aziende. L'idea di questa manifestazione, che un po' esula dalla classica format del convegni che sono un po' più tipici che organizziamo all'università, è proprio perché crediamo che per uno sviluppo sostenibile non c'è chi parla e chi ascolta, ma siamo tutti insieme. Quindi ecco questi mini talk in cui contemporaneamente si parla e si ascolta, con l'obiettivo di accendere una curiosità tra le persone che saranno presenti, per poi avere modo di sviluppare e continuarla a chiacchierare durante il corso della mattinata, e perché no nascere altre nuove idee, altri progetti da poter sviluppare insieme. Ma ci sono anche delle degustazioni alla cieca, cosa significano? Cos'è la degustazione? Su questo bisogna venire per provarlo. È chiaro che speriamo di incuriosire oggi, perché l'evento è aperto a tutti, a tutta la cittadinanza, a tutti quelli che hanno il piacere e la possibilità domani di partecipare a questo evento e avranno la curiosità di testare, di assaggiare alcuni di questi prodotti, alcuni un po' più nuovi, altri invece consolidati dalla tradizione chiaramente siciliana, che comunque, sottolineo sempre, hanno della sostenibilità nel loro processo produttivo. Aziende che hanno eliminato gli scarti, aziende che recuperano le acque reflue trattate con sistemi di fitodepurazione all'interno del loro per irrigare le aree a verde. C'è sempre della sostenibilità
sostenibilità nell'ambito di queste aziende che domani avremo il piacere di ospitare, nonché le attività di ricerca dei nostri ricercatori che esporranno e che racconteranno a tutti ciò che di sostenibile c'è all'interno delle nostre ricerche. Accanto a tutto questo c'è anche un aspetto ludico, che è rappresentato anche dalla musica, perché leggo che ci saranno anche dei momenti musicali. Tutto questo perché? Per attrarre, per rendere più leggero anche il momento, per... Sì, no, perché anche la tradizione musicale in qualche modo è legata anche alla nostra cultura, saranno riferimenti anche culturali nella musica. Ma è chiaro che è un mix di un format che noi abbiamo voluto dare per far avvicinare le persone soprattutto alla università. L'università a volte viene vista come qualcosa distante, di più lontano, distante. Invece noi vogliamo renderla vicina ai cittadini, vicina ai nostri giovani, e vogliamo fargli vedere come i corsi di laurea e quindi l'offerta formativa che noi effettuiamo è un'offerta formativa che appunto si lega perfettamente in questo mix di prodotti sostenibili, prodotti innovativi. Noi abbiamo per il prossimo anno accademico un'offerta formativa abbastanza composita, a fianco ai corsi tradizionali che abbiamo sempre effettuato, i corsi laurea in scienze e tecnologie agraria e scienze e tecnologie alimentari, sia triennali che magistrali. Abbiamo una serie di altri corsi che appunto tendono ad essere più vicini. Abbiamo i corsi di laurea in pianificazione e salvaguardia dell'ambiente, proprio a questo fine, in classe L21 e LM75. Abbiamo un corso che ha avuto un grandissimo successo l'anno scorso in gestione dei sistemi produttivi agrari mediterranei, che teniamo a Ragusa, e che è caratterizzato prevalentemente su 3 ambiti diversi: l'orticoltura, di cui chiaramente Ragusa, è il primo polo italiano, le coltivazioni arboree mediterranee e soprattutto la zootecnia, in particolare una particolare tipologia di zootecnia. Ricordiamo che Ragusa è il primo polo avicolo da Napoli in giù. Un altro corso importante sul quale noi stiamo puntando e che partirà proprio l'anno prossimo è quello di viticoltura, enologia ed enomarketing. È un corso che il territorio ci chiedeva da anni. Noi ci siamo sentiti oggi pronti ad offrirlo, e con una serie di partner locali, una serie di imprese, l'apporto della regione siciliana, e qui mi sento anche di ringraziare l'assessore Salvatore Barbagallo che ci ha sempre supportato nelle nostre scelte. Stiamo cercando di dare un'ulteriore risposta anche ai viticoltori che appunto del prodotto vino, e noi abbiamo dietro alle nostre spalle un brand importantissimo che è Etna, in questo momento trainano il paniere agroalimentare siciliano. Ultimo ma non ultimo, noi abbiamo un dottorato di ricerca in Agricultural Science and Technology, che è un po' il fiore all'occhiello di tutta la nostra offerta formativa, il terzo livello di formazione. Con tutta questa offerta che noi diamo al territorio, speriamo di riuscire a fornire ai nostri giovani delle opportunità di conoscenza, ma anche delle opportunità professionali in grado di riuscire a renderli competitivi in un mondo che corre sempre di più e nel quale le competenze sono sempre più rilevanti. Ma sicuramente anche sono dei corsi di laurea accattivanti, che ci portano e ci fanno specializzare i nostri ragazzi su prodotti locali, legati alla nostra terra. Questo è... Assolutamente sì, legati alla nostra terra, però come diceva Alessia, legati all'innovazione. Oggi non è possibile scindere queste due cose. Innovazione e tradizione sono due facce della stessa medaglia, quindi sempre di più la nostra offerta formativa, ma le attività che si svolgono in generale nel nostro dipartimento mirano a colmare appunto queste lacune. Chiudiamo con una curiosità.
ci anticipate una piccola curiosità per domani? Piccola. Diciamo, avremo la possibilità di conoscere, vedere 30 aziende, siamo raddoppiate rispetto all'anno scorso che erano 15, quindi significa che l'evento ha suscitato interesse e apprezzamento, e avremo anche la possibilità di vedere degli scatti, quindi è stato lanciato anche un concorso fotografico per esprimere ciò che con immagini, ciò che secondo i partecipanti è il concetto di sostenibilità in diversi modi. Ecco perché appunto oggi questo evento domani metterà assieme musica, parole e immagini per poter insieme dare un messaggio e dialogare sui 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile lanciati dalle Nazioni Unite, a cui chiaramente le nostre attività di ricerca si ispirano. Grazie, in bocca al lupo per Terra, Cibo e vi Salute. aspettiamo domani. Domani a partire dalle 9 sino alle 13 nel cortile del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente di Catania, via Santa Sofia 100. Grazie al direttore del Dipartimento, il professore Mario D'Amico. Grazie a voi, grazie alla dottoressa Alessia Marzo, che è una ricercatrice del Dipartimento. Ci dobbiamo fermare, ci sono le pillole di Almanacco e poi torniamo subito dopo per parlare di altro, sempre a Buongiorno Sicilia. Oggi 13 maggio celebriamo il World Cocktail Day, un evento che commemora la prima definizione ufficiale di cocktail pubblicata nel 1806 dal tabloid di New York. Definito come un liquore stimolante composto da aromi di qualsiasi tipo, zucchero, acqua e amari. Questa giornata celebra l'arte e la creatività della mixology. Ma come possono essere classificate le stelle? Le stelle sono così distanti da noi che è difficile dire quanto siano grandi o luminose, ma gli astronomi le raggruppano in categorie in base allo spettro, cioè in base agli elementi che sono presenti al loro interno ed all'energia che emettono. Come possiamo immaginare, lo spettro di una stella è una sorta di impronta digitale ed è quindi sempre diversa e dipende inoltre dalle dimensioni e dalla temperatura della stella. È arrivato anche per questa mattina il momento di guardare le stelle, lo facciamo come sempre con Marco Amato. Buongiorno Marco. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Allora, stamattina guardiamo le stelle e sono delle stelle che ci daranno qualche indicazione sul Santo Padre, no? Sul nuovo Papa. Assolutamente sì, proprio perché mi sono molto incuriosito di questo nuovo padre della Chiesa, che è Leone XIV, appunto, cui io vorrei raccontare, ovvero è uno del segno zodiacale della Vergine, quindi come tutti gli appartenenti a questo segno zodiacale porta ordine, e ha anche l'ascendente Scorpione. Ma quello che rende del suo oroscopo tutto molto importante è il fatto che è un ammasso planetario Leone. Un Leone da 10ª casa che si congiunge proprio a Giove. La 10ª casa è la casa della realizzazione, del successo, mentre il fatto di avere Giove, che è la grande fortuna, che è l'espansione proprio in quell'area, fa sì che il soggetto con un oroscopo del genere possa essere grande. Vedete, Giove nell'oroscopo ci rivela quanto siamo o possiamo diventare. Ebbene, questo padre della Chiesa ha sicuramente delle stelle bellissime da cui aspettarsi tanto e sicuramente sono certo che farà un ottimo lavoro, quindi un buon lavoro in Leone XIV. Oggi invece vi racconto delle stelle dicendovi che la Luna, dopo essersi compiuta piena in Scorpione ed essere stata un po' magica e misteriosa, passa in un più rassicurante Sagittario, per cui finite le indagini interiori saranno i segni di fuoco oggi a brillare. E quindi partiamo con un Ariete con cui questa Luna ha subito un trigono con Nettuno e Venere, quindi con la fantasia, con i sentimenti, un Ariete decisamente in ripresa e pieno di energie romantiche e passionali. Il Toro dismette finalmente l'opposizione della Luna, per cui
è avvantaggiato per il fatto che si placano le tensioni, le emozioni diventano di nuovo fruibili, il Toro è di nuovo più calmo. I Gemelli invece sfrutteranno questa luna per guardare dentro se stessi. La luna in Sagittario è opposta ai Gemelli, quindi la binarietà, io, l'auto e la relazione è sicuramente quello su cui si dovranno centrare. Il Cancro, che dopo questa luna piena ha goduto di tanti vantaggi, di tante possibilità e prospettive, adesso si tratta semplicemente di essere un pochino più coerenti con le scelte lavorative e affettive. Leone, luna di Trigono oggi, stupenda per voi, per cui una luna rinvigorente, piena di tante cose belle che allieteranno la giornata. Vergine, la luna inizia una quadratura, per cui dopo aver raccolto tutti gli elementi probabilmente qualcosa ancora non vi quadra, qualcosa ancora non va, ma potrete gestire meglio la sistemazione di tutto in una maniera progressivamente ottimale. Bilancia, la luna di oggi è compatibile ed è una luna comunicativa, una luna che però vi fa fare i conti con ciò che avete perso e ciò che vi rimane. Scorpione, la luna vi dice addio oggi, passerà da un altro ciclo, ma una luna oggettiva, concreta, che dovrete sfruttare come rimanenze. Sagittario, la luna oggi vi rende protagonisti del cielo zodiacale, proprio perché adesso le emozioni sono qualcosa di più stabile, qualcosa di più sicuro. La pigrizia di ieri oggi viene sostituita da un'iperattività. Capricorno, la luna per voi oggi è una luna un po' pensierosa, intuitiva, ma vi darà gli stimoli giusti per capire e per prevenire un pericolo prima che si verifichi. Acquario, è una luna bellissima quella di oggi, che vi fa puntare sul vostro argomento preferito, gli amici, la squadra, la cooperazione. Un nuovo amore sembra essere nato per l'Acquario. Pesci, luna di quadratura oggi, qualcosa non va probabilmente in ambito gestionale, lavorativo, al lavoro, ma tutto si può ottimizzare, soprattutto con il vostro Saturno che riesce sempre a trovare la quadra. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata e buongiorno Sicilia. Grazie Marco, a domani con i tuoi suggerimenti. Grazie ancora e torno in postazione edicola, diciamo così, come sono i quotidiani. Vedo già alle spalle di Emanuela una foto che è quella di Antonello Venditti. Che cosa ci racconti di Venditti? Cosa racconta Venditti al Corriere della Sera oggi? Questa curiosità: scrissi notte prima degli esami dopo aver rotto con Simona Izzo. Simona Izzo fu una delle mogli appunto di Venditti. Claudia era la mia ragazza, per tutti e due fu la prima volta, quindi parla anche di cose molto intime. E poi: a scuola pesavo quasi 100 kg. Gli insulti al disabile, ricorderai che qualche anno fa lui era finito al centro di un polverone perché si era rivolto con parole poco carine nei confronti di un fan disabile. Ecco, lui dice un fake, un video montato ad arte. Quello vediamo assieme a Lucio Dalla, quindi due grandissimi, erano molto amici. Fu il cantatore bolognese a convincere il collega a tornare a Roma dopo 4 anni di esilio al nord. E poi parliamo anche di Cannes, del Festival del Cinema. Oggi l'inaugurazione della Croisette con l'esordiente Amélie Bonin, Martone in gara per l'Italia. E allora vediamo divieti e registe star sul red carpet. Quest'anno no alle nudità, lunghi strascichi e selfie. Festival di nuovi autori, Scarlett Johansson che debutterà come regista alla prima prova. E poi anche Kirsten Stewart che è l'autrice di The Chronology of Water, che viene appunto presentato a Cannes. Tra i film che insomma vedremo ci sarà Eddington con Joaquin Phoenix e Pedro Pascal, poi Highest to Lowest con un film di Spike Lee con Denzel Washington che sarà presentato fuori concorso. Poi c'è Fuori, invece un film italiano, l'unico, di Mario Martone.
ce n'è uno che mi incuriosisce parecchio. L'ultimo, anche a me sono una fan di tutta la saga, Mission Impossible The Final Reckoning, che è il sequel di The Dead Reckoning, appunto, action movie con Tom Cruise, che sarà presentato in anteprima mondiale. Grazie. Quindi, Grazie. andiamo a Cannes a questo punto a vedere questo film. Noi con Buongiorno Sicilia ci ritroviamo domani come sempre. Grazie per essere stati con noi, grazie anche a Emanuela. Ci lasciamo per chiudere come sempre in musica. When will you be mine? Tell me quando l'anno e il giorno, l'ora in cui. Please don't make me wait again. Ogni istante attenderò. Tell me quando human happiness to me. Oh my darling, tell me when. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo perché. Let me show you the way, Tony. Hey! La mia vita senza te.